Moneta dopo moneta aveva inserito nei videopoker 2.000 euro in neppure 48 ore, tutto l'incasso della settimana di lavoro, soldi che ieri mattina avrebbe dovuto portare in azienda. Non avendoli e temendo di perdere il posto di lavoro, il 45enne di Tarso ha deciso così di raccontare di essere stato avvicinato a Revine Lago da dei malviventi che lo hanno picchiato e gli hanno sottratto il borsello. Per rendere più credibile l'agguato ha anche deciso di tirarsi alcuni pugni in faccia. Ha pensato bene di autolesionarsi al volto per poi andare in caserma dai carabinieri di Cison e dire di essere stato rapinato. Davanti ai carabinieri il racconto del rappresentante è subito sembrato farraginoso. Si era presentato in caserma 2 ore dopo la rapina e senza aver avvertito nessuno. Abbiamo ricostruito che nella sua racconto c'erano parecchie falle che non erano molto credibili e poi dalle testimonianze raccolte sul posto si è dimostrato che in realtà l'evento non era mai successo. Alle insistenze dei militari ha ammesso di essersi inventato tutto, di essersi tirato dei pugni da solo per rendere più credibile la sua versione ed ha anche raccontato di essere malato di gioco, un vizio che ora gli costerà verosimilmente ben più dei 2.000 euro sperperati. Questa persona dovrà rispondere per il vizio del gioco adesso di aver simulato una rapina, quindi simulato un reato e anche di aver procurato allarme all'autorità.